C'è la Treviso dai suoi 1000 volti per l'addio a Carlo Benetton. Nell'area del Duomo, che si ferma quando scoccano le 10, c'è la gente comune al di là della strada ad osservare quell'atmosfera sospesa. C'è il mondo dell'industria e della finanza anche al di fuori dei confini della Marca e del Veneto. C'è il mondo istituzionale, ci sono anche i giocatori della Benetton Rugby. E poi ci sono loro, la famiglia. Luciano, Gilberto e Giuliana, rimasti in 3 dopo la scomparsa del fratello più giovane, la compagna di Carlo, i figli, i nipoti. È il saluto a uno dei fondatori di un'avventura che continua ma che ha perso un suo pezzo di storia, fatto di originalità, inventiva e senso di libertà. Amava la natura Carlo Benetton e non è un caso se sulla bara, sopra la corona di rose bianche, venga posta una foto che sintetizza lo spirito di una vita. Duomo gremito per la messa celebrata da Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, che in un passaggio dell'omelia ricorda quanto la morte di uno dei figli di Carlo, Stefano, scomparso 18enne nel 1985 in un incidente stradale, rappresentasse una lacerazione ancora grande nel suo cuore. La morte di Stefano è stato un dolore mai definitivamente chiuso per Carlo, ma ora lui ha la possibilità di curare quella ferita e di ritrovare chi non ha mai lasciato. Poi sull'altare salgono anche le nipoti, per un commosso ricordo. Sei sempre una donna speciale. Abbiamo amato viaggiare per scoprire con te, anche quando ci costringevi a ore di camminare senza neanche darci l'acqua. All'uscita sono i giocatori della Benetton Rugby a portare a spalla il feretro. È il vero ultimo momento dell'addio. Malinconia e commozione negli occhi fissi sulla bara che viene tumulata nel cimitero di famiglia. L'ultimo viaggio di un sognatore.